Faustina Gafori è stata una grande donna della storia della Corsica e non è manco conosciuta. Accampata al XVIII secolo, tanto a Corsica conosce la rivoluzione contro Genova e si batte per ritrovare la sua libertà. Nata a Madra, Faustina Gafori era moglie di un capimacchia cortinese, il generale Juan Pedro Gafori. È entrata in una storia per due affari. Una notizia che viene di Gasca. I genovesi sono tutti in corti, sono numerosi. I partigiani di Pasquale Bali sono scappati. Come? Siete corsi e siete scappati? Ma, furiosa, Faustina la minaccia di spulare le germine. Monza di vigliacchi. Tanto si sono battuti e hanno finito per vincere. Ste rubacci genuesi. Un'altra volta i Gorsi lampavano un assalto contro la cittadella di Gorsi, tenuta dai genuesi. Ma i suoi nemici avevano un ostaggio, ovvero i Faustina. Pensavano di far restare l'assalto così, ma Faustina ella non voleva sentire nulla. Ha finito per vincere e ha anche recuperato il suo violo. Era così Faustina Gafori, era corsa, era patriotta e era coraggiosa. E anche se non è tutto completamente vero, è un grande nome della storia della Corsica.